Sono di natura. Cison non può mai mancare lo spiedo, soprattutto nelle manifestazioni di Cison. Questa è la quinta edizione e sicuramente ci sarà la sesta, la settima, l'ottava. Quando ci sarà Saporando sicuramente anche la gara degli spiedi sarà fatta. Dopo alla fine comunque è una festa per gli spiedisti, però ognuno ha i suoi segreti e tutti quanti vogliono arrivare primo. È giusto che sia così. Lo spiedo per essere buono come deve essere? Come che lo facciamo noi? Cioè? Non possiamo dirgli cosa che mettiamo dentro. È un segreto? Ci sono dei segreti. Oggi avete cambiato ruolo da amministratori comunali, vi siete dedicati allo spiedo. Per una manifestazione come a Saporando si fa questo e anche altro. Ex amministratore comunale, però sempre in gara. Ma dovete svelarci un segreto, chi è più bravo di voi due a fare lo spiedo? Siamo amici di vecchia data, lui sarebbe il maestro, io l'allievo, ma mi sa che questa volta l'allievo ha superato il maestro. Ma tanto il merito è sempre mio perché gli ho insegnato bene. È stata un'avventura bellissima perché ho visto molto spirito combattivo e collaborativo là fuori, quello che mi è piaciuto di più. Per il resto è stata una sorpresa perché non immaginavo proprio di meritarci questo trofeo. Grazie a tutti quanti, speriamo che non ci sia rimasto male qualcuno che magari erano convinti di aver fatto meglio di noi, ma questa è la legge dello sport, perché diventa uno sport anche questo qua. Si dice sempre che lo spiedo è un'arte che si tramanda di padre in figlio, i Casagrande sono a posto anche per la prossima generazione. Sì, spero di sì. Il vostro spiedo cosa aveva di più buono, cosa ha convinto i giudici secondo voi? Ma la roba più semplice del mondo. Perché non abbiamo messo niente di particolare, carne, una goccia di olio, sale e un po' di vino prosecco. Basta. Una goccia di limone.